Allora, ciao Erika, grazie della tua presenza. Anche questa Ciao, mattina immagino grazie. che sarai bella presa con la campagna regionale, Mm, no? Molto presa, beh, è importante e poi è una provincia lunga, quindi bisogna girarla da sud a nord come tutti del resto. Dai, dai, che tifiamo per te e anche per gli altri candidati locali, ma Beh, comunque tifiamo in particolare per te che sei riconfermato. È importante che una persona che ha già avuto 5 anni di esperienza in regione continui questa esperienza assolutamente importante. Quindi invitiamo eh, gli elettori 5 Stelle di Chioggia e di Cavarzere di mettere la preferenza su Erika Baldini, ci raccomandiamo. Ovviamente gli elettori certo. 5 Stelle, quelli degli altri idee, altri partiti, ovviamente anche la regione, come tu sai bene, praticamente c'è il taglio, qua ti leggo il titolo qua subito del Gazzettino in prima pagina, praticamente. Allora, mezzi pubblici scatta il taglio, anche in Veneto la capienza scenderà all'80%, ordinanza di Zaia che recepisce il decreto Conte. La riduzione dei viaggiatori per consentire il distanziamento entrerà in vigore da lunedì. Quindi ancora praticamente c'è ancora misure di sicurezza appunto per garantire appunto il distacco sociale, perché appunto tra l'altro c'è anche un sondaggio qua sempre sul Gazzettino, la crisi peggio del contagio, 7 su 10 temono il lockdown. Tu come stai vivendo questa, visto che stai anche girando molto per la provincia, questa problematica? Non ti nego che sono un po' preoccupata dall'aumento dei contagi e insomma dal fatto che sì, non si vede una via d'uscita al momento da questa situazione. Chiaro è che sto attenta, insomma, cerco di stare più attenta possibile, utilizzando la mascherina quando si va in giro, quando si parla vicino alle persone, tenendo presente che il rischio zero non esiste, quindi avremo un problema qui all'apertura delle scuole perché non abbiamo abbastanza mezzi per garantire questo 80% come stabilito di capienza. Il resto io auspico si vada in ricorso a chiedere, insomma, in sostanza al privato di mettere a disposizione dei mezzi suppletivi per arrivare al 100%, magari con dei prezzi e delle tariffe agevolate, ecco, per venire incontro agli utenti. So che ci sono anche dei candidati, insomma, che sono stati contagiati dal virus, altri sono in quarantena, giustamente, per trascorrere il periodo a casa. Quindi, insomma, è una campagna elettorale molto, molto diversa dal solito. A parte qui si fanno qualche, comunque, dei confronti, si fanno lo stesso, magari alcuni anche con questi mezzi, altri in presenza, però l'importante è stare molto attenti, non pensare che sia finita, perché non è così, anzi, sapevamo che con l'autunno, quindi periodo settembre-ottobre, i contagi sarebbero risaliti, dovuto al fatto del nostro rilassamento, del caldo che ci ha portato ad essere più fuori, a voler incontrare gli amici, i bambini vogliono tornare a scuola, vogliono incontrare i propri compagni. Tutto questo lo si deve fare, ma lo si deve fare assolutamente con tutte le precauzioni del caso, perché altrimenti le conseguenze potrebbero essere veramente pesanti per tutti, non solo per la salute, ma anche per l'economia, insomma, come sta succedendo in varie parti del mondo, ad esempio alcuni paesi come Germania e Francia che hanno riaperto da poco le scuole, poco dopo hanno dovuto richiuderle proprio per la presenza di focolai all'interno di queste. Io E quindi purtroppo ribadisco la dovuta attenzione che bisogna fare in questo momento da parte di tutti e il senso di responsabilità individuale che deve venire prima di qualsiasi altra cosa, perché è impensabile credere che si possa avere una persona, un controllore capace di monitorare tutti, che tutti utilizzino insomma le precauzioni del caso. Quindi molto sta a noi e al nostro buon senso. ecco, stavolta cito tanto per dire su Facebook
su un post che avevo pubblicato qualche giorno fa di Avvenire, che diceva appunto, dava un attimo la situazione di 4 giorni fa, record di nuovi casi, eccetera, eccetera, e lì una sfilza di commenti, tra cui alcuni responsabili, ma alcuni, onestamente, devo dire la verità, io continuo a stupirmi di certi commenti che praticamente mettono in dubbio che sia vero che ci sia il virus. Cioè, stiamo parlando di commenti qua di Chioggia, di alcune persone, io dico la verità, mi cascano le braccia. Per fortuna ci sono anche commenti, diciamo, di persone sensate. Per esempio ce n'è una qua, evidentemente il dramma di chi ha vissuto in prima persona, medici, infermieri, con turni massacranti e morti tra il personale, la pandemia nei mesi scorsi, di chi ha perso i propri cari, le file di bare portate via dai mezzi dell'esercito, la tragica situazione in alcuni paesi esteri, non ci bastano per capire che non dobbiamo ancora abbassare la guardia. Cioè, e invece ci sono commenti di persone che credono che sia un'invenzione del governo piuttosto che una bufala, eccetera. Ti leggo anche, stamattina ho guardato velocemente, scusa se ti interrompo, alcune, diciamo, alcuni titoli della stampa, diciamo, sia inglese che, per esempio, sul Times appunto londinese, appunto il governo inglese ha appena messo un divieto di incontri per più di 6 persone. Covid ban on meetings of more than 6 people. Non voglio fare il bravo inglese che non sono capace, ma comunque voglio dire, questa è una notizia di oggi praticamente, quindi un divieto di incontri superiori alle 6 persone. E anche ho guardato sempre un quotidiano israeliano, perché in inglese si legge abbastanza bene, e dove praticamente c'è un aumento esponenziale dei casi, e quindi anche loro stanno pensando di riportare il lockdown, diciamo, su alcune città particolarmente colpite dalla pandemia. Esatto. Tu in provincia, visto che stai girando questa campagna elettorale, quindi hai modo di sentire, ma la gente capisce che c'è questa preoccupazione o abbiamo ancora tanti, diciamo così, no max addirittura? Io devo essere sincera, da quello che vedo, insomma, mi sembrano tutti, quasi tutti forse, molto scrupolosi. Sto girando diversi mercati, tutta la provincia, e devo dire che personalmente mi capita di trovare tutte le persone che usano la mascherina, e come si deve soprattutto, perché portarla qua, ad esempio, è assolutamente inutile. Però stanno crescendo sempre di più questi movimenti, di cui c'è anche una rappresentanza qui in campagna elettorale, questi movimenti di persone appunto cosiddetti negazionisti, no? E fare queste manifestazioni, come ho visto, senza precauzioni, con assembramenti di persone in piazza, baci, abbracci tra persone che nemmeno si conoscono. Questo è davvero il concetto di cui parlavo prima, sul senso di responsabilità individuale. Molto sta anche a noi e ai messaggi che diamo, soprattutto a cittadini più giovani, quindi ragazzi o bambini che inizieranno presto le scuole e tutte le loro attività. Se noi partiamo dal concetto che questo virus non esiste, o che è stato creato in laboratorio apposta per distruggerci, o non so quale altra quale altra immaginazione, stiamo dando un cattivo messaggio a proprio le persone più fragili in questo momento, che sono i giovani, che magari hanno più voglia di tornare alla normalità in maniera più veloce, ma c'è ancora il dovere di rimanere attenti, perché in qualsiasi momento, in effetti, come sta succedendo in altri paesi, si potrebbe arrivare al punto di dover chiudere un'altra volta. E questa soluzione, a mio avviso, non è più percorribile per il nostro paese, perché abbiamo il dovere di ripartire senza problemi, spendendo meglio le risorse. Arriveranno questi fondi, 209 miliardi dall'Europa, che sono fondamentali per la ripartenza dell'Italia, lanciandosi su alcune tematiche essenziali per noi, come l'innovazione tecnologica, come la tutela dell'ambiente, insomma,
tutela dell'ambiente che non è soltanto rispetto per l'ambiente, è anche legato alla salute di tutti noi, quindi un ambiente pulito è anche un ambiente dove si ha una probabilità, insomma, di vita migliore, una condizione migliore, un benessere, eccetera. Ecco, insomma, Senti, attenzione veramente a dare questi messaggi sbagliati, senza senso. Senti, Erika, passo a una domanda un po' politica. Leggo sempre un titolo del Gazzettino: le mosse dell'esecutivo e la mano tesa di Conte al PD. Peccato che il Movimento 5 Stelle non sia alleato ovunque. Ecco, adesso tu stai combattendo questa campagna elettorale, siete ovviamente con la vostra lista, come avete sempre fatto, diciamo questa è stata una contraddizione fin dall'inizio del Movimento 5 Stelle, di andare da soli, quindi sotto un certo aspetto sarebbe sì, insomma, contrario a quella linea che ha contraddistinto fin dall'inizio il Movimento 5 Stelle, però visto che insomma, le cose sono cambiate perché insomma, i 5 Stelle sono al governo col Partito Democratico, avete votato, a mio avviso giustamente, il fatto all'interno del vostro movimento di avere anche il terzo mandato, perché evidentemente avete riconosciuto che, e tu ne sei la prova, che c'è assolutamente necessità di sì, di innovare, di mettere nuove leve, ma anche di avere persone che abbiano una certa esperienza. Non sarebbe stato meglio anche a livello qui regionale, visto i sondaggi così favorevoli al centrodestra, un'alleanza col Partito Democratico? Forse avreste avuto più chance, più possibilità? Guarda, per come è fatta la legge elettorale attuale, a conti fatti non era così conveniente per noi, ma al di là delle convenienze elettorali c'è un problema di fondo. All'opposizione sedevamo noi e anche il Partito Democratico, ad esempio, visto che parliamo di loro in sostanza, ma su alcune questioni per noi identitarie, possiamo definirle così, quindi fondamentali anche per il nostro programma, non ci sono stati questi grandi punti di incontro. Ad esempio, sui costi della politica, noi volevamo portare avanti un referendum sulla conferma o meno della nuova legge elettorale voluta dall'attuale maggioranza. Una legge elettorale che fa veramente venire qualche dubbio, perché da una parte libera la possibilità per il presidente attuale di fare un terzo mandato, quindi si fa una legge per conto proprio a metà legislatura per garantirsi il proseguio, e credo che questo, a prescindere da chi governi, sia comunque sbagliato, perché una legge elettorale deve essere una legge, la base della nostra democrazia, come dire, deve essere fatta non per convenienza, ma nel rispetto e nella valutazione complessiva di come stanno le cose, insomma, per la situazione attuale in cui si è. Dall'altro lato abbiamo con questa legge aumentato le spese del Veneto, perché si creano altri 10 assessori esterni in più da pagare, quindi mentre prima erano consiglieri che già avevano il loro stipendio, adesso con questa legge si va a incrementare di 10 unità il numero degli assessori esterni, e quindi aumentano anche i costi a carico della collettività. E altre questioni magari minori di cui siamo più attenti noi come rappresentanti che magari il singolo cittadino, ad esempio il fatto che ci si possa candidare in tutti i collegi, questo per portare su, diciamo, il risultato delle singole liste provinciali, perché magari metti come capolista un candidato forte che può così, insomma, prendere più voti e alzare il livello di voti della provincia. Tutti piccoli escamotage, in sostanza, che io ho contestato, ma vedo che dall'altra parte, da parte dell'opposizione, non si è avuto la voglia, insomma, di proseguire nel fare questo referendum. Un referendum che, insomma, si poteva comunque accomunare ad altre
ad altre occasioni, quindi non spendendo soldi in sostanza o comunque riducendo al massimo la spesa. E purtroppo su questo tema il Partito Democratico non c'è stato. Abbiamo tentato più volte, ma non si è mai arrivati a un accordo, insomma, di questo tipo, ad esempio proprio sulla legge elettorale attuale, sul fatto di avere questi 10 assessori in più, che sono sicuramente un costo enorme per tutti noi, insomma. Al di là di questo, la nostra base degli attivisti si è espressa e praticamente l'unanimità non ha avuto intenzione di fare un accordo con il Partito Democratico, e secondo me, insomma, è giusto che la possibilità di fare alleanze e accordi sia demandata al territorio. Ogni regione, ogni comune, ogni situazione si autoregola, insomma, si autogoverna. Secondo me questa è la soluzione migliore, perché chi meglio delle persone che vivono in un certo territorio sanno qual è, diciamo, la condizione ottimale, se andare soli oppure facendo un'alleanza con l'attuale Partito Democratico. Quindi ecco, ritengo giusto quello che si è detto anche da parte dei nostri rappresentanti a Roma, ovvero le scelte spettano al territorio, quindi in qualsiasi momento si può fare una votazione sulla nostra piattaforma o magari in riunioni allargate come abbiamo fatto noi ancora a inizio dell'anno, per dare voce, insomma, a quello che è il pensiero dei nostri attivisti. Ti leggo, c'è un articolo che interessa senz'altro, diciamo, in particolare Chioggia, ma anche, diciamo, il litorale, sulle vongole, un articolo della Nuova Venezia con firma Daniele Zanaro, il mondo della pesca, vongole di mare e battaglia sul fronte europeo regionale. La preoccupazione del Cogevo per la taglia minima del mollusco a 22 mm, ma i problemi riguardano anche le opere sui litorali e rischiamo una disfatta. È un'intervista che è stata fatta a Michele Boscolo Marchi, che è il presidente del Cogevo, che è preoccupato per l'andamento futuro. Purtroppo non leggo benissimo perché ormai l'età è avanzata, e su questo tema, diciamo, se ne è parlato tanto e c'è una vera battaglia con Bruxelles su questo tema. C'è stato anche degli aspetti positivi, perché fino a un po' di mesi fa addirittura era problematica la pesca. Sì, perché la pesca è il tema che forse seguo di più da 5 anni, anche prima, a dir la verità. Mi pare però che sulla questione della deroga siamo in sostanza addirittura d'arrivo, perché mi pare sia stata approvata la deroga alla taglia minima, quindi si può pescare anche misure inferiori ai 25 fino ai 22 mm. Questo è il range. Dall'altro lato, sulla pesca, e mi sto confrontando, insomma, con tutte le persone del settore, con le categorie, con le cooperative, quindi con le associazioni, insomma, con i consorzi. Stiamo cercando tutti assieme, questo grazie all'attuale governo, perché chiaramente non lo posso fare io, è un emendamento che compete al Parlamento, insomma, al governo, sulla questione della legge 250 del 58, per intendere così tutta la piccola pesca, e quindi far rientrare all'interno della legge 250 tutti i soci di cooperativa. Questo perché, come gli esperti del settore sanno, ci sono stati dei problemi a livello di INPS, quindi sono state recapitate diverse cartelle esattoriali per diverse centinaia di migliaia di euro addirittura per alcune cooperative, in quanto a contributi INPS non pagati. Quindi si è data un'interpretazione, a nostro avviso, sbagliata di quella legge, e con un emendamento stiamo risolvendo anche questo problema legato a una giusta interpretazione, e quindi per far rientrare i soci di cooperativa all'interno della 250, così insomma salviamo un intero settore che è fondamentale, il settore della cooperazione nella nostra Chioggia, e non solo, perché riguarda anche altre regioni dell'Italia.
Poi, vabbè, non voglio ricordare tutto il resto, però visto che ci siamo, magari è il caso di farlo. Bonus 650 euro per i pescatori per il periodo del lockdown, e sappiamo che è stato un periodo brutto per tutti, anche per i pescatori, perché con la chiusura dei ristoranti, insomma, delle attività commerciali, hanno dovuto lavorare molto molto meno rispetto all'andamento normale in sostanza. E dopodiché, insomma, tutta un'attenzione verso questo settore che non si era mai riscontrata prima in sostanza. Questo è un po' il nostro impegno nei confronti dei pescatori, che per la nostra città, ripeto, è la punta di diamante in questo momento. Siamo la prima marineria d'Italia, uno dei tanti, ma questo è il mio principale sogno, è quello di poter vedere finalmente le basi quantomeno del nuovo mercato ittico, che con lo spostamento del deposito di GPL potrebbe sorgere proprio sulla stessa area, che secondo me è quella forse migliore, che dà risposte ai residenti, perché attualmente il passaggio di quei grandi tir, come tutti vediamo, nel nostro centro storico crea dei disagi enormi a tutti, prima di tutto ai residenti che abitano in quell'area. Quindi è indispensabile trasferirlo, ingrandirlo e adeguarlo soprattutto alle nuove esigenze. Abbiamo un mercato che può offrire molto molto più lavoro a persone del territorio, quindi da qui in avanti secondo me l'orizzonte deve essere nuovo mercato ittico, oltre chiaramente ad altre questioni legate ad esempio alla mobilità, ai collegamenti che sono scarsi e inefficienti, direi, per la nostra area sud della provincia di Venezia, e insomma tutta una serie di questioni che vanno risolte, perché in effetti la nostra area, il nostro territorio, Chioggia soprattutto, io penso sia stato trattato da questa regione, da questa maggioranza, da sempre come un territorio di serie B. Questa cosa l'ho vista e l'ho riscontrata in più occasioni. Credo sia arrivato il momento, insomma, per far capire che non è così, che meritiamo più attenzione. Io dal canto mio penso di avere fatto molto in questi 5 anni. Nell'ultimo periodo con il governo sono riuscita insieme chiaramente ai ministri e a tutto l'arco parlamentare, perché serve l'aiuto di tutti in questi casi, a bloccare il deposito di GPL, a trovare la soluzione per i residenti di Riva Lusenzo, quest'ultima che vi avevo detto sulla legge 250 per le cooperative di pesca. Insomma, stiamo facendo un ottimo lavoro per la città. Quantomeno l'impegno massimo io ce l'ho sempre messo, e i risultati anche concreti, alcuni di questi sono riuscita anche a portarli a casa, insomma. Senti, per concludere un po', visto che siamo andati un po' avanti, diciamo con col tuo intervento, questo ultimo, per carità, sei in campagna elettorale, comprendiamo benissimo. Io direi per concludere questa rassegna, su tutti i giornali praticamente, sia locali che nazionali, i titoli sono su questa morte di questo ragazzo, questo Willy, che è stato picchiato selvaggiamente, è morto. Per fortuna, anche se anche nel Veneto ci sono stati casi insomma, di baruffe, litigi, anche a Jesolo purtroppo ricordo che c'è stato un ragazzo che è stato, non per giustificare, stava diciamo dando fastidio perché era ubriaco, questo ovviamente non giustifica, e è stato picchiato selvaggiamente da alcuni appunto locali. Ma in questo caso questo ragazzo addirittura aveva cercato, era un immigrato che aveva cercato di dividere, cioè aveva cercato di fare del bene, e questa è una cosa veramente che sta colpendo un po' tutti, cioè veramente a tutti i livelli. Tu, Erika, dal tuo punto di vista regionale, come la vedi? Beh, è sicuramente un evento scioccante, perché arrivare al punto di massacrare di botte un ragazzo di nemmeno 20 anni
è di una crudeltà e di un'atrocità senza limiti, senza parole. Magrolino, tra l'altro, scusa, Magrolino, cioè, tanto è, Sì, Magrolino, un sì, ragazzino, tra l'altro, un ragazzo, voglio dire, sì, quindi spero, come tutti, che ci sia una pena adeguata, severa, però bisogna anche cercare il più possibile di dare un insegnamento migliore, insomma, soprattutto ai giovani. Forse con l'aumento insomma, forse con l'andare degli anni, la situazione dei nostri centri, soprattutto, non parlo di casi particolari, però abbiamo problematiche proprio focalizzate su alcuni territori, su alcune grandi città. Ci sono problemi di spaccio, di appunto queste risse, bullismo, insomma, abbiamo una serie di situazioni da migliorare dal mio punto di vista, e agire molto sui ragazzi, sull'educazione, su una cultura, insomma, della non violenza a tutti, cioè a 360 gradi. Ed è un lavoro sicuramente difficile. Con noi, con ad esempio il Codice Rosso, abbiamo dato una risposta alle donne vittime di violenza, però questa cosa non basta, perché come ci sono le donne, ci sono anche questi ragazzi, come abbiamo visto, persone svantaggiate, persone fragili che hanno bisogno di una protezione da parte dello Stato. E spero che vivamente non ci siano più quei casi di, diciamo, chi si gira dall'altra parte, ecco. Questa è la cosa che a me personalmente fa più male, perché vedere una persona in difficoltà e la gente che va avanti per la propria strada, che non si volta indietro a chiedere ma c'è qualcosa che possiamo fare, tutto a posto, insomma, quella è una cosa che non ho mai sopportato personalmente, mi dà un grande, grande fastidio e dispiace anche che siamo arrivati a certi punti in alcuni casi, ecco, tutto qua. senti, chiudiamo qui, grazie della tua presenza e tenci aggiornati sul proseguo della campagna elettorale, ok? Ciao. Certo, Andrea. Io ribadisco la necessità di scrivere il nome della persona, nome e cognome della persona sulla scheda, questo vale per tutti a 360 gradi, perché è importante, secondo me, andare a indicare la persona che meglio ci rappresenta, perché ricordatevi, un domani si può sempre andare a tirare la giacchetta, perché effettivamente c'è questo rapporto diretto tra l'elettore e il nostro portavoce. È importante proprio per la nostra democrazia e vorrei che magari un domani anche i nostri parlamentari abbiano questo trattamento e questa necessità di doversi prendere le preferenze. Benissimo, la penso come te. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, Ciao. ciao, ciao. Ciao.